Nella serata del 16 gennaio i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio predisposto nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza pubblica finalizzate al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa. Il servizio, seguito nelle ore serali e notturne, ha interessato i comuni di Canicattì, Castrofilippo, Aragone e Racalmuto con controlli mirati in diverse zone urbane e nei principali punti di aggregazione. L'attività ha riguardato persone, veicoli, esercizi commerciali, con particolare attenzione al rispetto della normativa di settore, in special modo quella relativa alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche, quale misura di prevenzione di comportamenti a rischio e tutela dell'ordine pubblico. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati accertamenti di polizia, perquisizioni, controlli amministrativi che hanno condotto alla contestazione di varie violazioni al codice della strada, all'adozione di provvedimenti di competenza, alla segnalazione all'autorità amministrativa di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.